Sarà che non c'era un candidato, uno, in rappresentanza della montagna bellunese, sarà per il voto distribuito per la prima volta nelle giornate di sabato e domenica, anziché domenica e lunedì. Fatto sta che in provincia l'astensionismo è stato preponderante. Il dato delle europee di domenica sera rispetto a 5 anni fa è stato di gran lunga peggiore, quasi 10 punti percentuali in meno, superando di poco la soglia del 40%. A Soverzene ha votato il 18% degli aventi diritto, a Fonzaso il 24,9%, a Lamone il 24,6% e Val di Zoldo 24,7%. Meglio è andata nei 15 dei 31 comuni dove si votava anche per il rinnovo amministrativo. L'incognita del quorum al 40% senza gli elettori iscritti negli elenchi dei residenti all'estero è stata superata ben prima della chiusura dei seggi. Nel pomeriggio perciò si è festeggiato ad Alleghe per la conferma di Danilo De Toni. A Calalzo con il nuovo sindaco Luca Fanton in continuità amministrativa con l'uscente Luca De Carlo. Conferme a Longarone per Roberto Padrin. Vallada a Gordina Fabio Lucchetta, Perarolo di Cadore Pierluigi Svalluto Ferro, Lorenzago Marco D'Ambros, San Nicolò Comelico ottavo mandato per Giancarlo Ianese, Pedavena Nicola Castellazza, Chies dal Pago Gianluca Dal Borgo, La Valle a Gordina Ezio Zuanella, San Tommaso Moreno De Valla, Taibon a Gordino Silvia Tormen, Comelico Superiore Marco Staunovo Polacco, San Pietro di Cadore Manuel Casanova Consier, a Santo Stefano di Cadore il nuovo sindaco e l'ex parlamentare Alfredo Comis. L'affluenza alle amministrative cala di 5 punti percentuali, 50,5% contro il 55,7% di 5 anni fa. Ad Arsier gli elettori sono stati il 29,9%, a Seren del Grappa il 35,1%. Basso l'appeal del voto anche a Borgo Valbelluna, dove per la sfida a due si sono regati ai seggi solo il 44,2% degli aventi diritto al voto.